Rieccoci in diretta qui dai campetti Emiri di Palermo. Il punteggio è già cambiato, è passato in vantaggio il Città di Marsala. A breve anche la lettura di quelli che sono i quintetti, ma intanto il cambio di punteggio con la formazione ospite che ha sbloccato la partita e l'ha fatto con il suo numero 10, ovvero sia Piacentino, che di testa sul secondo palo, un gol sicuramente inusuale per il futsal, ma che è stato beccato dai padroni di casa, che oggi tra l'altro perdono un tassello importante come Rinicella, mentre intanto attenzione a Vallecchia che salta il portiere, si divora il gol del possibile immediato 1-1. Aveva fatto una grandissima giocata Vallecchia, però non è riuscito a trasformare in gol. Intanto il Città di Marsala che cerca la giocata, palla subito intercettata, allora la corsa ancora di Vallecchia che prova subito a rimediare, riesce ad evitare un avversario, c'è poi l'uscita e palla in angolo. A posto Gio! C'è l'angolo con la palla che arriva poi all'indietro su Rappa, poi la conclusione che si perde fuori. Sono passati intanto 3 minuti, circa 3 minuti dall'inizio della partita. Non c'è il gol! Vediamo cosa decide il direttore di gara. Il direttore di gara intanto chiede una fascetta per i problemi alla rete. Sembrava che fosse stato risolto, lui era stato molto scrupoloso nei controlli prima della partita. Evidentemente non è stato convalidato il gol. Vai, tranquillo, dai. Si sta provvedendo alla riparazione della rete. Però era solo il secondo palo. Dicevo intanto delle due squadre come arrivano a questa partita: 3 vittorie e una sconfitta per il Futsal Emiri, che ha vinto le prime 3 gare, ha perso domenica scorsa contro lo Iate, partita dal punteggio sicuramente pesante e sicuramente non fedele a quello che si è visto in campo, un 6-0 per la squadra di coach Gianluca Isgro. Dall'altra parte Città di Marsala ne ha vinte 2, ne ha perse 2. Squadra senza dubbio da tenere d'occhio. Qui intanto la giocata tentata proprio dalla squadra ospite con Vallecchia che recupera, poi prova a vincere un rimpallo, non ci riesce. Ancora il Città di Marsala che è però costretto a ripartire dalle retrovie. Qui il servizio e bravo passa l'acqua sull'incursione da parte di Licari. Allora Vallecchia, palla gestita da Rappa, poi la muove ancora il Futsal Emiri con Vallecchia fermato in fallo laterale. Non si può sentire. Veloce di qua! Rappa la prova a giocare su Termini che viene però fermato. Dai! Batte Manuel! Intanto il sole sembra dare un po' di tregua, almeno per un paio di minuti. Termini in realtà non è così, anche perché cielo abbastanza variabile, quindi momenti di sole e momenti di copertura, di coperto.
Ma intanto calcio di punizione, primo fallo speso dal futsal, meglio guadagnato dal futsal Emiri, che può battere la punizione proprio con Vallecchia. Vallecchia al tiro, cerca il primo palo, c'è la deviazione a mettere fuori da parte di Licari, calcio d'angolo. La battuta dell'angolo su Vallecchia che va alla conclusione, pallone allontanato. Allora si riparte addirittura da Passalacqua. Passalacqua che oggi sostituisce Rinicella, il portiere titolare, uno dei big a disposizione di coach Cinzia Orlando. Problema ad un colpaccio per lui. Dai Giorgi, dai! Dai Gabriele! Vieni in mezzo, Gio! Intanto ancora un recupero palla perfezionato in questo caso da Vallecchia. Andiamo un secondo in radiocronaca, stiamo un po' sistemando la situazione alla postazione. Rimessa per il Città di Marsala, palla lunga giocata poi sull'out di sinistra, cerca il recupero e trova il recupero molto bene Nicolosi. Avanza Nicolosi che viene steso, poi Termini, dentro c'è la deviazione, il salvataggio sulla linea, salvataggio sulla linea da parte di Licari. Tanto l'arbitro fischia perché deve segnalare il fallo cumulativo. Quindi secondo fallo speso dal Città di Marsala. Qui intanto cerca di girarsi in qualche modo Nicolosi, c'è un tocco con la mano, direttore di gara che era lì, non l'ha visto, poi l'intervento di Rappa a fermare l'avanzata avversaria. Termini. Può affidarsi a lui il futsal Emiri nel tentativo di riprendere questa partita. Intanto la battuta lunga, interviene Nicolosi, poi l'anticipo secco da parte di Scariolo. Vallecchia prova a spalla alla porta Nicolosi che viene però fermato per la palla giocata troppo lunga da Rappa. Arriva comunque Vallecchia in spaccata, ma la palla aveva toccato la rete superiore. Peppe, Ha toccato sopra, basta. Allora rimessa per il Città di Marsala, quasi 10 minuti trascorsi. Battuta lunga, il controllo da parte di Nicolosi che serve ai Termini, prova a rilanciare l'azione, l'ex giocatore del Cus Palermo, l'uscita da parte del portiere del Città di Marsala, poi Termini nuovamente a gestire la sfera con Rappa. Nicolosi, ora Vallecchia, cerca il movimento di Nicolosi, intercetta Pellegrino che può andare, sterza e vince anche un rimpallo con Rappa, poi Termini sulla linea di passaggio a intercettare, allora può ripartire in 2 contro 3 il futsal Emiri con Cristian Termini che prova ad andare sul fondo. La palla per il Termini, il contatto e calcio di rigore per il futsal Emiri. La giocata da grande giocatore di Cristian Termini che ha dribblato letteralmente su una moneta da 1 centesimo il suo diretto avversario e poi lo ha costretto al fallo. E allora sulla palla vediamo chi si presenta. Si presenta Vallecchia. E allora Vallecchia contro l'estremo difensore Scarpitta. Fischia l'arbitro. La battuta di Vallecchia che buca le mani a Scarpitta, fa 1-1 e rimette in carreggiata il futsal Emiri col suo gol. non molliamo, Gio! Ora potrebbe cominciare una nuova partita per il futsal Emiri. Sicuramente incoraggiato da questa rete. Intanto Termini a mettere il pallone in fallo laterale al contrasto con Scariolo. Dai, Giorgi! Il pallone! Giorgi, dai! A me vicino, Giorgi, dai! Puoi giocare? La rimessa battuta su Rappa che interviene di testa. Poi Termini può avanzare
serie di finte di Termini contro Scariolo, il movimento anzi di Vallecchia che si muove, palla però persa, poi Pellegrino evita il primo avversario, vince il rimpallo su Nicolosi, pallone scaricato, ma c'è l'ottimo intervento su Piacentino e allora Nicolosi può andare fermato, senza fallo, si gioca, poi l'arbitro fischia, fallo di mano di Nicolosi, primo fallo del Futsale Miri, partita subito elettrica, qui A posto, raga, dai, dai! L'arbitro lo prende da dietro, ma lo prende da dietro. Non c'era niente. Come no? Gli dà un calcio da È dietro. scivolato sul pallone. qui la giocata di Licari, poi si butta nello spazio, esce, passa l'acqua e fa sul pallone. Termini, può andare, diventa un 3 contro 2. Attenzione a Vallecchia, suolata, conclusione, para. Sul suo primo palo Scarpitta, calcio d'angolo. Ci sei? L'angolo battuto sul secondo palo, Termini con deviazione. E pallone fuori, occasione Termini. Angolo dall'altra parte, altra scucchiata questa volta per Rappa, il controllo e calcio col destro, altra deviazione, altro corner, spinge adesso Raga, uno dentro! il uno Futsale Miri. dentro! Pallone all'indietro, poi Vallecchia sinistro, Scarpitta con la punta del piede in calcio d'angolo. 3 occasioni in una ventina di secondi per il Futsale Miri, intanto contatto Manu, dopo vieni! con Pellegrino. Tanto l'angolo, Nicolosi per Termini, 1 contro 1, può andare Termini che poi decide saggiamente di ricominciare dalle retrovie. Centro centrale. Rappa, Siamo passati di entrare. Vallecchia, serie di finte, prova a liberarsi, cerca compagni da servire, ne trova uno in Rappa, poi il lancio per Termini che la tiene dentro con una magia, però Appena... difficile da gestire questa palla. Noi, Sei ultimo, Manu! Sei primo, a posto. Primi movimenti sulla panchina del Futsale Miri, per il momento non cambia nulla il Sali un tecnico po' prima, mettilo sotto. Ok. Rudy Corrao per il Città di Marsala. Scariolo, Stringi Manu! pallone servito per Pellegrino, poi Piacentino dentro, l'inserimento di Scariolo lo segue Vallecchia che poi allontana la palla che esce oltre il fallo laterale, oltre la linea di metà campo. Intanto campo per Danilo Ceramitaro, colui che ha avuto No, è tuo, nel primo tempo della gara contro lo Iato la palla del possibile 0-1, però ha colpito il palo per tu col portiere di casa per Di Chizzi. Qui intanto subito a recuperare palla Rappa, tocco per Termini che non arriva, poi in qualche modo Licari libera su Piacentino, poi c'era Mitaro a recuperare, rimessa per il Città di Marsala secondo il direttore di gara. Tanto se ne va a metà del primo tempo, punteggio sempre di 1-1, gol di Piacentino purtroppo non ripreso dalle nostre telecamere e pareggio su calcio di rigore da parte di Giorgio Vallecchia. Qui intanto fallo di Rappa secondo il direttore di gara, fallo numero 2 per il Futsale Miri 3, ricordano commesso il Città di Marsala, tra cui quello del calcio di rigore. Stringi Green! Conclusione da parte di Scariolo con palla che si perde fuori. Puoi giocare? Qui intanto la giocata di Ceramitaro che viene letta in anticipo da Licari, poi Vallecchia con l'ultimo tocco sì del giocatore ospite. Dani, non rischiare, Dani! Dai! Allargati, Pe. Sei solo, Peppe. Sei solo, Pe. Rappa può avanzare, il servizio all'indietro per Vallecchia in profondità, letta facilmente da Scariolo questa palla, allora prova a ripartire il Città di Marsala con Piacentino, pallone dentro, buona la chiusura di Ceramitaro, poi Vallecchia innesca Termini, riparte a gran velocità il Futsale Miri, la palla per Ceramitaro, Scarpitta Se la in sfiori con la qualche punta del modo. piede la mette dentro. Dani, se la sfiori con la punta del piede la mette Andrea, dentro. quando ci sei? Qui intanto
torna incombente il sole sul campo degli Emiri, mentre bravo qui passa l'acqua ad accartocciarsi sulla sfera sul tentativo di Scariolo. Battuta di Rappa troppo lunga. Qui riesce, palla al piede dalle retrovie il Città di Marsala con questo scambio con Scariolo, bravissimo, passa l'acqua con l'uscita. Qui la palla che arriva dall'altra parte, Pellegrino converge, Licari, poi ancora Pellegrino, tocca per Scariolo, 1 contro 1, poi decide di cambiare lato cercando un compagno, numero 4 Sara, entrato al posto di Fiorentino. Sei troppo schiacciato, sì. Intanto la palla intercettata da Ciaramitaro, corre Termini, campo aperto l'ex-Cus, cerca la giocata, non trova però compagni in grado di muovere la palla, allora si riparte da Rappa. Sali piano piano, piano piano. Intanto attenzione alla palla sul secondo palo, la palla va fuori e c'è time out chiesto dalla panchina del Città di Marsala. 18 e 20, 1-1. Lo so, ma dobbiamo farci lo stesso. Dobbiamo farci lo stesso, dai. Sei solo contro 3. Allora, una cosa. Oh, Cri, prendi palla e tendi sempre ad andartene laterale. Prova ogni tanto ad andartene verso il centro. Perché c'è chi ti viene in sovrapposizione. Perché se tu te ne vai verso il centro, o l'avversario si sposta per prendere il tuo compagno e ti lascia lo spazio libero, oppure ti segue e c'è il laterale libero. Se tu invece te ne vai di lato, lui naturalmente ti chiude, ok? Quindi ogni tanto puntalo e cerca di andare verso l'interno, non verso l'esterno, ok? Oh, raga, perché a un certo punto seguita uomo? Non c'è motivo. Non c'è motivo. Al centro sì, se tu non parli dietro no. Io dico Finito il time out richiesto da Città di Marsala, che ripartirà dalle retrovie. Cioè tu puoi seggiare e sei paropa. Aggressivo, Sarcio. Palla gestita adesso da Scariolo, intercettato da Sarci, poi palla in fallo laterale sulla chiusura di Ciaramitaro. Cazzo però! Poi Dai! arriva una reprimenda. Vattene Sarci. Se n'è andato. Termini, qui pressato, subisce forse il fallo da Licari, l'arbitro dice di alzarsi, ma il contatto si è sentito, forse lo avete sentito anche voi a casa. Termini, sfida Pellegrino che lo ferma, rimessa Emiri. C'era Mitaro per Rappa. Intanto la palla giocata per Termini, che viene però anticipato, allora prova a ripartire in velocità il Città di Marsala, bravo, qui passa l'acqua con l'uscita e allora Sarci fermato in fallo laterale. Buona comunque la giocata in ripiegamento nel tentativo di riaccendere il possesso palla dei suoi da parte del numero 11. Poi Termini dall'altra parte proprio per Danilo Ciaramitaro. Rappa. di nuovo. Palla di Sarci, rischiosa, infatti sbagliata. Prova a ripartire dall'altra parte Pellegrino, Termini in qualche modo. Gioca! Chiede un fallo di mano la squadra ospite, ma non è di questo avviso l'arbitro, molto contestato da una parte e dall'altra in cui il direttore di gara di questa partita. Occhio qui al tacco di Licari, chiude Rappa che mette il fisico, toglie la palla dalla disponibilità di Sala e allora riparte il futsale mito. Ciaramitaro, Rappa, lungolinea per la corsa di Ciaramitaro, troppo lunga anche lui
passato nel Cus Palermo, lui che è tornato a giocare a pochi passi da casa. Squadra con una forte matrice territoriale fin dalla sua fondazione. Presidente Roberto Rampolla, che ha richiamato a sé tanti amici ma anche ragazzi del quartiere, della zona, Occhio qui Andrea, girati, guardalo con la in quello che è un faccia, campo che chissà in futuro potrebbe anche essere destinato ad un ampliamento come struttura. Hanno queste come intenzioni. Termine. Cambio lato su Ceramitaro, poi Rappa alla lungolinea, cercato il dribbling e poi la palla persa anche dall'altra parte. Va a rifiatare Rappa intanto. Spazio per Shortino. non fate ste minchiate. Shortino viene subito messo in movimento, poi Termini anticipato, allora recupera e cerca di ripartire a Città di Marsala con le giocate da parte di Pellegrino. Occhio al rimorchio, c'è Scariolo fermato, allora Sala cerca di riavvolgere il nastro dell'azione offensiva, chiude Ceramitaro, rimessa per gli ospiti. Non è d'accordissimo il numero 4, ma l'arbitro ha già scelto, ha già deciso. Sì, per ammonire Vicari, pallone per Pellegrino, poi Sala cerca di calciare subito, chiude Shortino, rifiata Termini, va dentro Furia al suo posto. Dai Dani, Vicari, esci, faccio. Pellegrino, Scariolo, sovrappone, gli porta via l'uomo Sala, poi ancora Pellegrino da ultimo gol. Dai, ultimi aggredirla, 7 dai. della partita. Cerca Scariolo di scambiare con Pellegrino, grande intervento di Passalacqua. Raga, non dovete seguire uomo, ma perché? Perché? E angolo, almeno sembrava esserci stato il tocco di Passalacqua. Esci. E qui conclusione fuori. Serve la Riparte subito Passalacqua col tocco per Shortino. Tocco Ancora. per Furia, poi Ceramitaro. Prova a passare Ceramitaro, lo ferma però Scariolo che si presenta davanti a Passalacqua. E questo è un gol divorato dal numero 23 ospite. Dammi campo, Riccardo, dammi campo. Battuta lunga, troppo lunga. Qui un momento un po' di stasi del Futsal Emiri dal punto di vista offensivo. Dai Andrea, gliele tocca Andrea. Niente, non mi puoi fare in testa sto campo. Gira palla in maniera lenta ma comunque sempre abbastanza pericolosa il Città di Marsala con questo possesso palla avvolgente. Lascia fare però il quintetto di Coach Orlando. E qua Andrea, bravo. Qui la giocata di Sala che è improvvisamente accelerato. Buono, qui il recupero di Furia. Fischio generoso, per usare un eufemismo. Le braccia dietro, rimettete le braccia dietro. Basta, non va bene Basta, guardate, rivedere le immagini per favore, forse lo capite. L'abbiamo lasciato in real audio questo confronto tra la panchina di casa e il direttore di gara. Fischio, a mio parere, totalmente sbagliato da parte del direttore di gara. Intervento di Furia sul pallone, ma qui intanto la punizione di Scariolo salva Ceramitaro. Ancora Scariolo, atteso da Sarci che lo ferma, forse che fatto ci stava direttore di gara, non fischia, ma attenzione a Furia. Furia, il tocco per Ceramitaro, troppo lungo. È rimasto a terra. Danilo, vieni da me. È rimasto a terra Domenico Scariolo, il
vice capitano del Città di Marsala, si rialza per fortuna del suo tecnico. Intanto debutta in partita Pera. Ultimi 4 del primo tempo, salvo recupero. Intanto campo anche per Paolo Morabito in casa Città di Marsala, qui brutta palla di Sala per Fiorentino che è rientrato in campo. Piacentino, autore del gol che ha sbloccato la gara. Possiamo solo raccontarlo, un tocco di testa sul secondo palo dopo una palla deviata anche in maniera sfortunata. Dicevo di Rinicella, giocatore fondamentale, portiere di spessore per questo campionato, anche un volto nuovo in realtà per il Futsal Emiri che attende di essere inserito in organico. Sia Pecoraro, mentre qui intanto la palla salvata e poi sulla linea non interviene Shortino, ma non ce n'è bisogno, sbaglia Pellegrino e ancora una volta bucata la difesa del Futsal Emiri. Qui Sarci la perde in qualche modo Pera, poi Piacentino la recupera, passa l'acqua dopo il salvataggio del compagno in difficoltà in questa fase. Il Futsal Emiri prova a correre ai ripari, coach Orlando chiamando timeout, ma prima la palla deve essere a disposizione della sua squadra e mancano 2 minuti e mezzo alla fine. Intanto la palla con il tentativo da parte di Pellegrino, salvataggio di Furia. Come detto prima è entrato Morabito tra le fila della Città di Marsala, maglia numero 3, il classe 2000. Pellegrino si propone Sala, la palla è per lui. Ancora Pellegrino, pressato da Pera, nuovamente per Sala, lungolinea a cercare un intervento che è regolare ai danni proprio di Morabito. Poi Shortino, la palla è sul secondo palo, la mette fuori Furia. Qui Furia con un eccesso di fair play probabilmente. Ma come fanno così se sto subito? Mette la retta, mette la retta! Andrea, appena voi! Avevo chiamato il timeout, signore! Passa Lasciatene l'acqua. fotte, ma vaffanculo! Pera qui non riesce a controllarla. Attenzione alla ripartenza del Città di Marsala con la palla dentro, non arriva Piacentino e arriva invece adesso il time out chiamato dal Futsal Emiri. Dovete fare una cortesia, queste puttanate non mi interessano, noi dobbiamo mettere la palla dentro, perché loro se ne fozzano. Allora, dopo. Ragazzi, ma mi volete spiegare perché cazzo li seguite loro? Perché? Cosa fanno? Fanno quello che... Oh! Fanno quello che vi ho fatto fare io tutta la partita, tutta l'allenamento. Cioè, se la palla è da questo lato, è non posso, è centrale, deve spostare. Ma perché me l'ho spiegato perché cazzo il centrale? Dico, lo so, però alla magliettina non c'è motivo. Non c'è motivo. Vieni al campo. È nostro. Rimessa in zona difensiva per il Futsal Emiri, manca circa un minuto. Qui Shortino con la palla persa dal Futsal Emiri, troppi errori di leggerezza, ultimo minuto adesso. Esci! Cristian! E poi Lascio! la rimessa. Sala, palla giocata da Piacentino, ancora Sala, alleggerisce la scarpitta. Poi Pellegrino, quasi tutta la gara in campo, fin qui è tornato Vallecchia che cerca la ruleta, non la trova, poi lotta con Piacentino. Qui l'arbitro non fischia in favore dell'autore del gol dell'1-1.
Si continua a giocare con il possesso, forse l'ultimo del primo tempo, con Piacentino che calcia addosso a Shortino, rimessa Città di Marsala. Pera a pressare, la palla ce l'ha ancora Piacentino, scambio con Pellegrino. Sala, scodella in avanti, altro colpo di testa, passa l'acqua, ci mette le mani, poi la palla rimane lì Piacentino! E c'è il gol ancora del numero 10, si fa trovare impreparata la difesa e segna ancora Piacentino. Probabilmente a frazione finita, l'arbitro però sta facendo giocare ancora, quindi evidentemente aveva ravvisato ulteriore recupero, ma quel che conta di più purtroppo per il Futsal Miri è che è arrivato il gol del 2-1 che porta le squadre negli spogliatoi proprio su questo parziale. Noi andiamo un attimo in break, poi torniamo qui dai Campi Emiri di Palermo per il secondo tempo. È stato molto importante perché siamo andati in vantaggio alla fine del primo tempo, quindi potevamo all'inizio del secondo tempo gestire anche questo gol di vantaggio, anche se siamo partiti a 1000 sotto porta. Non siamo stati cattivi perché potevamo chiudere veramente la partita già nel primo tempo, ma dobbiamo dare anche meriti al portiere avversario perché ha fatto degli ottimi interventi, quindi onore anche pure degli avversari se tu una partita non la chiudi nel primo tempo. Però siamo una grande squadra e siamo usciti nel secondo tempo con delle palle inattive dove durante la settimana li alleniamo e come dico sempre ai ragazzi, le palle inattive sono quelle che ti fanno vincere la partita. E infatti a inizio secondo tempo in 10 secondi abbiamo fatto subito il 2-0 su una palla inattiva e lì viene veramente molto semplice poi gestire una partita. Di particolare non ho detto niente, ho detto soltanto di essere cattivi sotto porta. Questa è la cosa, per adesso la caratteristica diciamo che ci manca a noi, perché siamo una buona squadra, giriamo la palla, quindi dobbiamo cercare soprattutto di essere veramente cattivi sotto porta, perché queste partite rischi veramente di pareggiarla oppure di perderla come è successo in qualche partita. Mi conoscono tutti, sono un allenatore, anche un ragazzo molto sincero. E quando si vede una squadra dell'Ojato in una C2 con dei giocatori del genere, il problema è se non si vince, no se si vince. Quindi io lo sapevo che avevo una squadra attrezzata per vincere, quindi per me, tra virgolette, è anche una cosa normale essere là sopra. Non è una cosa normale se non ci fossimo là sopra. Già, come si è visto in altre partite, andiamo a giocare in un sintetico dove e noi il sintetico lo soffriamo, quindi perché siamo tutti giocatori veloci e tutti giocatori che sono abituati a giocare sul parquet, quindi questa settimana cercheremo di allenarci pure noi sul sintetico e farci trovare pronti, perché è una partita molto importante, perché poi andremo a affrontare altre partite molto delicate del campionato. Benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese. Personalità il pallone in mezzo, conclusione Arenoso, potrebbe anche calciare. Allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso a mediano basso. Anche il cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi! Laureano Grandi! Il pitbull! 1-0! Ha segnato Grandis per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare. Antus! Palla che non esce di pochissimo, che esce veramente di pochissimo. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco perde il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, tiro deviato, calcio d'angolo
che divide il portiere. Parte il gioco del colpo di testa, la palla che si perde sul fondo per Nisi, ci ha provato Russo, palla per Papalardo, cercare Diallo e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Cascione blocca. Parte Megna, il pallone sul secondo palo. Questo laterale. Pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis. Il mostruoso qui. Garofalo che non deve perdere il controllo della palla. Arriva Monti per Megna. Palla per Velardi, calcia Pagone e si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo, il leopardo delle Nevi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica, in vantaggio per due reti a 1 contro l'Oratorio Sancile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto, parte di Velardi, quindi non era in profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno potrebbe calciare, un brivido, Alfano prova ad entrare nel rigore, Alfano esterno della rete. Rientriamo per il secondo tempo di questa sfida tra Futsal Emiri e Città di Marsala. Ricordo il parziale di 2-1, la doppietta di Piacentino. Inizia il secondo tempo, in mezzo la marcatura Va bene. da parte di Vallecchia su tiro di rigore Fermo Lisa. Palla stato salvo. da Termini. Sì, Michele. Per il momento non sta per nulla demeritando la squadra guidata da Rudy Corrao e Salvatore Ales, che sta gestendo anche bene i ritmi della partita contro una squadra un po' confusa, un po' sottotono. Tanto qui pallone recuperato da Sala, il tocco per Pellegrino che guarda la porta, cerca poi il pallone dentro, il salvataggio fondamentale da parte di Rappa che è tornato in campo. Qui intanto Vallecchia cerca la sterzata, Vallecchia, il tocco è impreciso per Termini, all'attenzione a Piacentino che al piccolo trotto avanza, guadagna comunque metri, palla allargata per Pellegrino che torna indietro, il tocco di Morabito, poi gestisce palla con calma la squadra ospite. Pellegrino a cercare Piacentino, la deviazione in fallo laterale. Dove signori? Va bene. Qui Sala col tocco per Pellegrino, Morabito, Piacentino, poi di prima Sala a cercare il movimento di Morabito, palla troppo lunga però. Sì, Paolo. Vallecchia con la gestione, Facciamo tutti. Ok. Rappa, pallone per Nicolosi che è tornato in campo. Ok, un po' Per Sciacca, non per Nicolosi ovviamente. Qui intanto l'intervento di Pellegrino su Vallecchia apre la strada al tentativo di Pellegrino che finisce sul palo, poi in qualche modo Rappa evita il gol dell'1-3. Intanto Sorietese con Sciacca, poi tutto riportato dentro ai ranghi. Dai ancora, va bene. Ha avviato un passo dall'1-3 Città di Marsala. Piacentino riesce a passare, Piacentino, lato corto del campo, passa l'acqua
risponde presente sul primo palo, poi Vallecchia la porta su di sola, il tocco per Termini, prova la sterzata, ancora Termini, un dribbling in più che fa rallentare il Futsal Emiri, fa ricomporre in difesa il Città di Marsala. Sciacca, serie di finte, l'intervento, palla che rimane in campo, poi cerca di passare in mezzo a due Sciacca, non passa e poi Sala spazza via. Che c'è? Sei pronto? Termini. Abbiamo Parisi anche assente. Poc'anzi parlavo di Mattia Pecoraro, che è il giocatore che ha fatto l'anno scorso molto bene nel campionato juniores col Villauria. Qui intanto Termini, Rappa, poi Sciacca, prova a liberarsi, Sciacca a sinistra, ribattuto, ancora Sciacca sulla palla, poi Rappa, pallone dentro sul secondo palo, Vallecchia, poi Termini, perde l'attimo sia per il tiro che per l'assist, poi cerca Rappa e salva in qualche modo Pellegrino. Qui Termini con un attimo di indecisione che è risultato fatale, poi cercato il recupero, fallo di Sciacca. Qui indecisione fatale quella di Cristian Termini. Come dicevo appunto delle assenze, Rinicella per infortunio, Parisi per squalifica, in casa Futsal Emiri che appunto attende, come dicevo prima, l'ingresso a pieno regime di Mattia Pecoraro, mentre arriva Pellegrino, una saetta che buca passa l'acqua ed è 3-1 per il Città di Marsala. Un fulmine a ciel sereno questo gol di Pellegrino, mentre intanto Sciacca subito prova a rispondere, pallone a cercare ancora il movimento da parte del numero 23 Scariolo, tornato in campo, rimessa in zona attacco per il Città di Marsala, che ha scampato un vero e proprio pericolo con quella giocata di Termini praticamente sul lato lungo del campo, sul lato corto del campo, dove è mancato sia il tiro sia l'assist. E quell'indecisione, dicevo, è stata fatale perché ha negato una ghiotta chance e un minuto dopo è arrivato il gol dell'1-3. Sciacca prova a passare, incespico sul pallone, lo prendono in tre e lo fermano. Allora riparte Città di Marsala con Piacentino, pallone sul fondo, ad un passo alla tripletta. Direttore di gara che invita i giocatori ospiti a indossare la casacca, quelli che sono in panca. Sciacca prova a passare da lui, la rinascita del Futsal Emiri, chiude però tutto la difesa del Città di Marsala, che sta giocando molto bene dal punto di vista tattico soprattutto. Qui però palla persa anche in malo modo, poi c'è calcio d'angolo di testa Rappa, poi Termini, sterza su Piacentino che ha chiesto poc'anzi il cambio impostato, il numero 10, poi la conclusione di Vallecchia, bravissimo con riflesso, Scarpitta a dire di no a Vallecchia. Occhio al calcio d'angolo, alla rimessa laterale, Termini adesso sì in calcio d'angolo, battuto l'angolo per la volée di Rappa, palla fuori. Leggermente svirgolato questo tentativo da parte del numero 5, che qui guadagna un buon fallo laterale, stoppando sul nascere il tentativo di partenza. Qui Vallecchia non controlla dopo il velo di Rappa. Queste piccole indecisioni che rendono ancora più impervia la strada al Futsal Emiri. Sono passati 7 minuti dall'inizio della ripresa. Ribadisco quanto detto prima, fin qui la vittoria degli ospiti è assolutamente meritata per quello che si sta vedendo sui due lati del campo. Il fallo di Sciacca dovrebbe essere il fallo numero 2. Preghiamo.
con Pellegrino che chiede la distanza al direttore di gara. Bravo. Va bene, ci sta, ci sta. Pallone giocato in avanti ma subito perso. Allora Termini prova a ripartire. Termini pressato da Scariolo che mette le mani addosso all'avversario. Mister, basta. La prossima volta che sento questa panchina è giallo. Questa panchina è una partita che tu sei solo da questa panchina. Basta. Non dirvelo solo da questa panchina. Tanto sia Corrao che Ales hanno qualcosa da ridire con il direttore di gara, ma occhio a questa punizione. Sulla palla per il momento in 3, vedremo chi calcerà e chi si allontana. Si allontana Termini. Rimangono Vallecchia e Rappa. Oh, attenti ai blocchi, attenti ai blocchi. Due in barriera più Sala sul palo per i Città di Marsala. Calcio Vallecchia, in qualche modo salvano i giocatori ospiti che concedono solo un fallo laterale. La palla di Sciacca, poi Rappa, fermato Vallecchia senza fallo. Si rialza in qualche modo Vallecchia. Occhio dall'altra parte a Scariolo che corre sul fondo. Scariolo mette in mezzo, in realtà diventa un tiro. Con la palla che si perde fuori. Termini prova a spingere, prova a ridurre i tempi della ripartenza. Chiusura di Sala. Poi Sciacca evita un primo contatto, per l'arbitro lascia giocare e fischia adesso. Due falli a testa, sono fatto bene i conti, ma questa è una punizione ancora più pericolosa di quella di prima, perché è almeno un paio di metri più avanti rispetto al punto di battuta precedente. Termini la giocata, aveva segnato Sciacca. Il direttore di gara che annulla, con Rappa che dice al direttore di gara di non aver chiamato la distanza. Solo se chiamo distanza le deve venire a Signore! le regole! E ora il direttore di gara tante cose ha fatto arretrare tantissimo il punto di battuta, almeno 3-4 metri più indietro, quindi è anche una situazione un po' diversa rispetto a quella originaria. Io batto! Ci sono Vallecchia e Termini sul punto di battuta, al velo di Termini, conclusione di Vallecchia respinta da Scarpitta e pallone spazzato via, che adesso sta tornando a spingere il Fuzzalemiri. Vallecchia, Termini, Rappa, Un po', fermo. palla per Sciacca che va a puntare, poi la palla dall'altra parte stoppata dove c'è Termini, serie di finte del 15. Rappa, si propone Sciacca, poi Sciacca ancora, palla recuperata, allora attenzione a Scariolo che dribbla, ancora Scariolo costretto a defilarsi, Scariolo calcia, pallone fuori. Palla Gaspare! Un po' di tensione. Qui intanto Oh! Sciacca prova ad andare via, Sciacca si invola, Sciacca con l'ultimo tocco stoppato, poi Termini prova a piazzare, pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo. Già battuto Sciacca, pressato da Sala, poi Termini non trova compagni da servire, si rifugia da Rappa. Andiamo Mimmo! Rappa, spalla alla porta, fermato. Sali, Mimmo, calma, capitano. Dov'è, signori? Qui Sala con la battuta ferma tutto Rappa che fa scorrere su, passa l'acqua. Termini, controllo non perfetto, poi prova a pressare su Pellegrino, in qualche modo recupera, poi Sciacca, tiro respinto.
Qui Vallecchia, pressato e fermato, allora prova a ripartire dall'altra parte il Città di Marsala con la conclusione. Da parte di Scariolo, stoppa tutto Rappa. Rimessa. Licari. Ribattuto da Vallecchia. Ci avviciniamo a metà del secondo tempo, 13 i minuti trascorsi, con Sala che qui sbaglia tutto direttamente sulla rete superiore. Vallecchia. Smista ne è entrato Naccari. Qui Vallecchia, gran giocata su Licari, prova a distendersi ma perde il pallone, allora altro dribbling per rimettersi a posto. Naccari, Vallecchia, Rappa, Naccari, tocco per Termini che può provare a puntare, si sposta Vallecchia, non c'è luce per i passaggi in avanti, allora Termini continua con questo suo andamento quasi caracollante. Naccari prova a sterzare, fermato da Pellegrino, rimessa ai Miri. Poi Vallecchia per Rappa, per Naccari, anticipato. Naccari prova ad andare, tocco per Rappa, adesso Termini, uno contro Sala. Prova ad andare quasi sull'angolo per cercare il movimento dei compagni che non c'è, allora Vallecchia, Rappa, testa alta fronte alla porta, Naccari prova a liberarsi ancora, Naccari sul fondo, mette in mezzo, pallone deviato, prova a ripartire il Città di Marsala con l'avanzata da parte di Pellegrino che però è costretto a fermarsi saggiamente, anche giocando col cronometro e tenendo palla senza perderla. Pellegrino, anche da fermo muoviamo sta palla. Licari, sempre Pellegrino. Taglio di Licari che viene servito molto bene da Scariolo. Licari davanti a Passalacqua, fuori area, riesce ad evitare l'intervento con le mani. Il pallone è fuori. Torna in campo Piacentino. Piccoli scorci di partita per il 10. Intanto attenzione a Termini che può avanzare. Termini, il tocco, poi lo scambio, pallone nel mucchio, in qualche modo salva la difesa del Città di Marsala che prova a trasformare l'azione difensiva in offensiva. Fallo di Pellegrino. Qui conclusione di Vallecchia, colpito in testa un avversario. Termini addosso a Scarpitta e l'arbitro ferma il gioco giustamente. Colpito in testa Licari. Tanto torna in campo Morabito. D'altra parte confermato il quintetto con Naccari, Vallecchia, Rappa e Termini davanti a Passalacqua. Davanti, mettiamoci Paolo, davanti Paolo. L'angolo con Scarpitta che in qualche modo col piede nega tra l'altro anche la ricezione un secondo palo a Rappa. Ancora angolo con la palla per Naccari, altra deviazione, altro calcio d'angolo. Qui prova a spingere alla ricerca del 2-3 il Futsal Emiri. Naccari scambia con Termini, questa volta si gioca corto, chiude con attenzione, salvo Piacentino. Vallecchia qui sbuccia il tiro, Scarpitta si accartoccia sulla palla e va a prenderla, poi la gioca subito per Morabito che può avanzare. Morabito con la palla lungolinea, il pallone poi salvato da Passalacqua sul tentativo di Scariolo. L'angolo intercetta Termini che recupera, poi guadagna il fallo laterale. Vallecchia, la sterzata su Piacentino che riesce, poi il tocco per Naccari che non arriva.
Scarpitta alla palla lunga dall'altra parte, tiene il pallone Rappa che poi lancia su Termini, Pellegrini scorta su Scarpitta e poi riceve dal suo capitano. Ora Pellegrino prova a bruciare Termini in velocità, lo ferma Rappa. Sì, com'è che tu? Non è indovinata una! Non è indovinata una! Qui intanto Piacentino, palla verso Scariolo che non controlla. Naccari, Via, tranquillo. Rappa, spalle alla porta, Rappa prova a liberarsi con le suolate per agire indietro su Vallecchia. Termini, controlla in qualche modo e prova ad andare, Vallecchia però scappa alle spalle degli avversari. Rappa con recupero, Vallecchia, zona pericolosa per lui che va a calciare, pallone fuori sull'intervento di Pellegrino. Vallecchia alla battuta, una fiondata che taglia il campo sul suo lato corto e chiama time out la panchina della Primavera Marsala. 11 da giocare. Non siamo Primavera Marsala, siamo Città di Marsala ovviamente. Tante squadre nella località lilibetana, tra cui una che quest'anno milita anche in Serie B dopo la vittoria della Coppa Italia di C1, Coppa Italia Nazionale, grande impresa questa. Ma la invochiamo troppo velocemente. Ci devi fare un giro in più. Ci devi fare un giro in più per giriamo. C'è il centro, capito? Il 50 diventa 100, è costante. E Futsal Miri al quale sta mancando il gol per provare a riaprire la partita. Non semplice contro questo avversario che si sta rivelando tosto e che va detto, sta meritando la vittoria e che adesso ripartirà con un fallo laterale con 10 minuti e mezzo più eventuale recupero da giocare. Torna Naccari, torna Termini, torna Vallecchia, torna Rappa, quindi non cambia il quintetto Coach Orlando che qui riparte con Naccari. Naccari fronte alla porta, si libera, calcia! Naccari ha spaccato la porta con il gol del 2-3 e adesso si riapre tutto. Gran gol di Naccari, qui sicuramente agevolato dal movimento senza palla di Vallecchia che gli ha liberato un po' di spazio. Adesso ha circa 10 minuti per riaprire la gara e per pareggiarla intanto il Futsal Miri. Città di Marsala che adesso deve stringere i denti, adesso più di prima. Rappa con l'anticipo del solito Pellegrino. Vallecchia prova ad accelerare su Piacentino, la palla è per Termini. Termini attende il momento giusto. Naccari due volte, Naccari la doppietta più veloce forse della sua carriera. È il gol che vale il 3 pari, partita che ha perso completamente un padrone perché il Futsal Termini l'ha pareggiata in un amen, in un minuto dopo il time out chiamato dal Città di Marsala ma che alla fine si è rivelato prezioso per il Futsal Miri che ha raccolto le energie mentali ed è pervenuto al pari nel giro di un minuto. Qui attenzione però dall'altra parte non riesce la giocata. E questa volta, a differenza di quanto è accaduto in avvio di secondo tempo, la lucidità di Cristian Termini nel fare la giocata giusta al momento giusto sulla linea di fondo. Giocata che è valsa il gol a Naccari, ma attenzione!
alla grande parata qui di Passalacqua sul tentativo di Scariolo. Non si ferma un attimo la partita, colpo di testa di Piacentino, questa volta trova la deviazione, allora Vallecchia prova a ripartire, se la trascina fuori. Scariolo, la palla che passa per Piacentino che sbaglia. Pallone intanto lungo, Scarpitta la fa sua. Dai, che ce l'abbiamo. E allora riparte Scariolo, adesso la partita è letteralmente impazzita, con capovolgimenti da una parte e dall'altra. Qui Scariolo impreciso col destro, poi il controllo di Ricari che è tornato. Pellegrino prova a liberarsi, Scariolo subito di prima! Il colpo di testa, ancora una volta, col suo marchio di fabbrica, Piacentino per il 4-3 per il Città di Marsala. Li ha fatti tutti di testa Piacentino questa volta. Il tuffo è quello giusto per battere Passalacqua, torna avanti in un momento in cui sembrava che il Futsal Emiri potesse avere l'inerzia della gara. Qui Termini, contatto con Scarpitta, è andato giù Termini, giallo per Shortino. Per proteste. Calcio d'angolo. Decisione secondo me sbagliata questa del calcio d'angolo, perché a mio parere o c'era un contatto tra il piede di Scarpitta e quello di Termini, oppure in ogni caso doveva essere assegnata una rimessa in favore degli ospiti. E invece l'arbitro ha dato il calcio d'angolo, ha scelto, diciamo, quello che all'apparenza è il male minore, ma in realtà è il male maggiore. In ogni caso torniamo in cronaca, ultimi 6 della partita. Qui la palla passa in qualche modo, ma attenzione alla ripartenza con l'avanzata di Piacentino che guarda la porta, interviene Naccari che poi protegge, prova a girarsi Naccari, la rimessa sarà per il Città di Marsala. 6 più eventuale recupero alla fine. E cambio rimessa, sbaglia Piacentino, che sicuramente ha fatto qualcosa di ben più importante di questa rimessa sbagliata in partita. Sta risollevando letteralmente per le orecchie i suoi compagni che avevano scialacquato il doppio vantaggio e lo hanno ritrovato grazie al suo quiz, al suo colpo di testa in tuffo. Intanto attenzione, Termini dall'altra parte non riesce nella giocata, non riesce nel controllo, e allora con un nuovo fallo laterale per il Città di Marsala con Licari, l'anticipo di Shortino che qui però non riesce a tenerla. Allora Piacentino, Pellegrino, il tocco per il tentativo, qui è passato in qualche modo Scariolo. Ma che cosa ha pescato? Fuori ha pescato! Era fuori, signore! La palla è... Basta! La palla è uscita? Qui la rimessa per il Futsal Emiri, contestata dagli ospiti dopo il rimpallo tra Naccari e Scariolo. Shortino, Vallecchia prova a passare, alla fine Termini in qualche modo ritrova il pallone. Shortino in proiezione offensiva, il numero 9. La palla scaricata per Naccari, ancora Shortino, scucchiaia per Naccari che va a calciare, la palla colpisce. Fallo su Naccari, quinto fallo. Ho segnato io, basta. Ma hai segnato tu cosa? Se i falli sono 4. Cosa hai segnato se i falli sono 4? Tanto giallo per mister Ales. E soprattutto calcio di punizione a 3,5 dalla fine per il Futsal Emiri, con Shortino alla battuta. C'è il fischio.
Shortino guarda fuori Vallecchia, tiro ribattuto, riconquista Vallecchia evitando la ripartenza. Shortino, Vallecchia, Sempre sulle gambe. Naccari, Non attaccare, Shortino, subito la palla lungolinea per Vallecchia che protegge, corre all'indietro, non vuole rischiare. Naccari, Termini, la sterzata di Termini, contatto, va giù anche Licari, l'arbitro fischia contro Termini che da terra 28. qualche minuto manca, ragazzi, dai, il tuo senza fare fallo, ragazzi. da terra deve aver ostacolato Naccari almeno secondo il giudizio arbitrale. Ragazzi, senza fallo. Pellegrino, Licari, contrastato da Vallecchia che la recupera. Senza fallo. Furia con la palla imprecisa Appoggi! per Dietro! Cristian Termini. Salvo. La battuta di Pellegrino, la spizzata di Piacentino, prova a tenerla in campo, Scariolo ci riesce, calcio addosso ad un avversario, guadagna almeno inizialmente un fallo laterale, poi forse evidentemente il direttore di gara ha visto un ulteriore rimpallo. Furia se la trascina fuori. Ormai è andata. Qui intanto spalle alla porta, prova a liberarsi, guadagna, calcio di punizione Scariolo, un calcio di punizione salutare. Basta, vedi. Ehi, sei nostra. È nostra, calma, piccio, calma. Signore, 30esimo. Signore. Ma tienila sta palla, tienila. 30esimo. Vai a tenere sta palla lì, Gaspare, vai a tenere sta palla lì. C'è la punizione per il Città di Marsala, scade il 60 adesso. Ancora un minuto per il time out richiesto prima dal Città di Marsala. Qui attenzione, la palla giocata, poi recupera in qualche modo il Fuzzalemiri che prova a ripartire, c'è un contatto, forse si gioca. Signore, 30esimo. Pellegrino, colpo di testa di Shortino per Furia. Mimmo, tutto Mimmo. Furia, Termini, controlla ma non bene, allora Pellegrino porta a spasso la palla e porta a spasso l'avversario. Scodella però male, allora palla al Fuzzalemiri. Oh, 31. Il lancio di testa Piacentino, rimessa qualche metro più avanti. Termini, Furia, fermato, c'è addirittura passa l'acqua a far da quinto. Vallecchia, Shortino per passa l'acqua. Ancora Shortino, mentre passano anche i pupi siciliani alle nostre spalle, alle spalle del campo. C'è di tutto oggi qui. Passa l'acqua, guarda la porta, allarga, Furia. Passa l'acqua, Furia. Furia, calcia ribattuto. Ultimo tocco di un giocatore delle Città di Marsala, ora rimessa a Emiri. Passa l'acqua, Shortino per Vallecchia, può provare a guardare la porta, 2 minuti di recupero che ripartono con un fallo laterale in favore del Fuzzalemiri. Passa l'acqua, prova ad entrare, calcia male. Ultimi 2 giri di lancette di questa partita che partono con una rimessa, si chiuderà intorno a 63-40. Qui recupera palla Vallecchia, Termini, non parte, temporeggia, va al piccolo trotto, Scariolo lo recupera e palla messa fuori. Calma, signore! Signore, le parole, signore! Tendiamo le parole! Calma! Giorgio fa questo te lo dice cazzo l'anno scorso, capisci o no? Le parole, signore! Cazzo di Mimmo, Rimessa
mentre si chiuderà probabilmente oltre il tempo che avevo detto prima. Furia, Vallecchia, la porta su Vallecchia, l'anticipo di Licari, altra rimessa, Termini, appoggia, passa l'acqua, rimessa Emiri, colpo di testa di Piacentino, che la testa l'ha usata molto e bene in questa partita, passa l'acqua, poi Vallecchia con la scivolata, fermato, Vallecchia la deve andare a recuperare. Ancora qualche secondo da giocare, passa l'acqua, qui viene anticipato e allora attenzione a Pellegrino, Pellegrino con la porta vuota colpisce il palo e finisce qui, ha vinto il Città di Marsala, il punteggio di 4-3, partita folle qui sul campo delle Futsal Emiri. E vittoria pesante per la squadra di Ales, che dunque aggancia in classifica proprio la formazione di coach Orlando. 9 punti per entrambe dopo le prime 5 giornate. Qui un po' di chiarimenti al termine di una gara che è stata molto tesa e intensa, con il Città di Marsala che era salito sul 3-1 grazie soprattutto a uno straordinario Piacentino, poi il pareggio nel giro di un minuto con la doppietta di Naccari e alla fine ancora Piacentino con il tuffo di testa vincente a regalare 3 punti d'oro alla squadra lilibetana. Tanto qui dal Campetti Emiri di Palermo chiudiamo il collegamento sul punteggio di Futsal Emiri 3, Città di